Vigilia della Final Four di Coppa Italia. Siamo qui al Palamura di Porto Torres con il presidentissimo dell'Asinara Waves, campione peraltro in carica. Quest'anno cosa è andato storto, Bruno? Ma un po' tante cose sono andate storte quest'anno, ma più che storte diciamo che non abbiamo avuto il tempo probabilmente di trovare la giusta quadra in campo, no? È andata così, è un campionato troppo difficile non ti dà il tempo, diciamo che non ti dà il tempo di aggiustare determinate cose e noi non siamo stati bravi a farlo con i giusti tempi, quindi purtroppo ci siamo trovati a giocare troppe partite dove siamo stati troppo altalenanti durante l'arco della partita. Abbiamo alternato dei quarti molto belli ad altri disastrosi e questo ci ha purtroppo fatto cadere troppo. La partita con Firenze la paghiamo cara, qua in casa tra l'altro, e niente, questo è lo sport, ragazzi. Siamo fuori dalla Coppa Italia a pari punti con l'altra squadra quarta come noi, ci penalizza 6 punti in uno scontro diretto, quindi questo dimostra quanto questo campionato è diventato un campionato d'alto livello. Livellato verso l'alto, questo possiamo dirlo senza tema di smentite. Abbiamo buone notizie anche da quello che è la partecipazione delle squadre italiane nelle coppe. Per esempio i campioni d'Italia della Briantea sono volati ai quarti addirittura per quanto riguarda la Coppa Campioni. Mi sembra un segnale importante per il basket in carrozzina, che finalmente anche in Italia ha capito la sua valenza. E Porto Torres, essendo vocata per ormai il terzo anno che ospita la finale di Coppa Italia, la dice lunga su quello che è anche l'idea del presidente Zappile nel futuro, per il futuro. Ma sì, Cantù mancava, direi era ora che Cantù arrivasse a questo livello in Coppa Campioni, perché se lo merita. Non dimentichiamo l'exploit di Giulianova l'anno scorso, che ha giocato la finale di Champions, quindi non è da adesso che le squadre italiane in Coppa stanno facendo bene. È il quarto anno che organizziamo questo, quindi già l'organizzazione mi distoglie dal dispiacere di non esserci, non poter difendere il titolo vinto l'anno scorso mi dispiace, però mi spinge ad andare avanti, a cercare di far meglio e di programmare il nostro futuro in modo che il prossimo anno torneremo ad essere competitivi, ne sono sicuro, anche in Coppa. Palla 2 sabato alle ore 16 con la prima semifinale che vedrà impegnate Cantù, opposta se non ricordo male a Santo Stefano, e poi a seguire alle 18:30 l'altra gara e vedrà un'altra conterranea, la Dinamo Lab Banco di Sardegna, opposta. La Dinamo giocherà con Giulianova. Santo Stefano con Cantù alla prima partita e la Dinamo con Giulianova la seconda alle 18:30. La Dinamo sta facendo un grande campionato quest'anno, niente da dire, è una squadra tosta, forte, lunga, ha giocatori in panchina che sono giocatori che potrebbero stare in quintetto serenamente. Sarà una bella sfida, perché anche Giulianova è una bella squadra, ostica, tosta. Per me saranno due belle semifinali. E domenica poi 10:30 la finalissima, è una grande presenza per quello che riguarda la RAI, che seguirà come tutti gli altri anni la diretta. Si prospetta un fine settimana davvero importante per il basket in carrozzina, Presidente. Assolutamente sì, questo è il quarto anno che organizziamo la Coppa Italia, in più l'anno scorso ci sono state le finali scudetto sempre qua, diciamo che la RAI sta venendo spesso a Porto Torres e per me questo è la vittoria più importante, perché diamo visibilità alla nostra città, al nostro territorio, alla nostra isola, e questo è davvero un motivo d'orgoglio per noi come società. Grazie e buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo per il proseguo del campionato in primis, per raggiungere, perché no, la Final Four per quanto riguarda lo scudetto, e poi non dimentichiamoci ancora le finestre europee che dovranno vedervi protagonisti. Grazie mille, ricevo e vi ringrazio per il in bocca al lupo. Speriamo che sia una bellissima Coppa e che la squadra sarda che ci rappresenta faccia bene.